Eccoci qua, Levante Ligure, alla ricerca dei predatori questa sera. Speriamo nei primi serra, sono da poco passate le 7. Mi raccomando, assicuriamoci sempre di essere da soli in spiaggia senza bagnanti. Anche superate le 19. Si parte con le teleferiche, finché ci sarà luce preferisco utilizzare l'esca viva, una cosa un po' più naturale. Vediamo un attimino come va. La prima canna è andata, adesso monto la seconda, faccio filare anche la seconda teleferica e appena farà buio iniziamo a montare i tranci. Quindi eccoci qua, dopo alcuni minuti anche la seconda, non con poca fatica perché comunque senza vento alle spalle, senza una bava di vento è veramente complesso fare uscire qualsiasi tipo di esca. Un piccolo piombino ci sta aiutando, terminale 0,40, spezzone finale con gli ami dell'1 a sostituire il cavetto d'acciaio, un nylon, un fluorocarbon, anzi una cosa un po' particolare che abbiamo fatto vedere con Riccardo in qualche video specifico, e si inizia. Adesso ancora un'oretta, dovrebbe venire buio, si cambia completamente tecnica, si va a cercare il serra con un'esca morta, flotterata. Vediamo un attimino come è preparato. Verret Andromeda 450 170 e la meravigliosa Revolver 180, il presente e il futuro della tecnologia, a mio dire e parere, per la pesca della spiaggia. Due canne 3 pezzi meravigliose, Verret contro Italcanna. Ne ho provate tantissime di canne, mi sono innamorato delle Verret finché il mio compagno di pesca non ha acquistato queste Revolver. Lui ha le 150, io sono subito passato, visto che mi piace magari pescare con qualcosina di più pesante, alla 180, una canna meravigliosa, leggerissima, sottilissima, con una potenza incredibile. Due canne che restano per me al momento il passato e il presente della pesca. Eccoci qua, mi raccomando amici, quando acquistate, quando vedete articoli da pesca, nel particolare canne e mulinelli, ricordatevi di acquistare a seconda della vostra tipologia di pesca, a seconda del vostro spot e a seconda del vostro grado, chiamiamolo così, di tecnica acquisita, perché una canna del genere, se non sfruttata al massimo, se non utilizzata con certe grammature, perde il senso, perde completamente il senso. Se la utilizzassi con piombi più leggeri o se la utilizzassi per fare beach leggering sarebbe completamente sprecata. È una canna meravigliosa, come ce ne sono tante in commercio. L'Italia è tra i primi posti
per la pesca dalla spiaggia, grazie alla nostra nazionale, ma anche nella produzione delle canne. Ma sceglietele sempre in base al vostro livello di pesca, mi raccomando. E non importa essere di livello basso, aver appena iniziato a pescare, l'importante è riuscire a ricavarsi del tempo per praticare questa meravigliosa passione. La tecnica arriverà, continuate a guardare gli altri, a imparare dagli altri e a riportare quello che vedete nelle vostre esigenze, non copiare gli altri per fare una cosa uguale. È bello sperimentare e mettersi sempre alla prova, con mari diversi, spot diversi, tecniche diverse. Io col mio canale cerco di farvi vedere a 360 gradi la pesca, si chiama Surfcasting GBT Liguria, che tra l'altro GBT è semplicemente le mie iniziali del mio nome, ma vi porto sempre a scoprire cose nuove, per mettermi sempre in prima persona alla prova e andare avanti, sempre con la voglia di provare, scoprire, sempre così deve essere. Allora, prima che venga buio, mettiamoci un po' a cucinare. Una buona usanza che ho è tenere i cefaletti che mi muoiono durante le pescate o nell'acquario. Quindi utilizzerò un cefaletto che adesso andrò a pulire, vi farò vedere come prepararlo. Cavetti d'acciaio che io compro già acquistati, non sto a prepararli io perché sono abbastanza imbranato. La linea F, come tante altre marchi, ci procura già terminali già fatti. Non uso un amo incredibile perché voglio che il mio serra ingoi il più possibile la mia esca. Filo elastico, polistirolo e soprattutto super fluorocarbon 0,40 per fare il nostro terminale. Casasso, una vera bomba. Mi metto a preparare e vi faccio vedere il risultato. Eccoci qua, dopo alcuni minuti di lavorazione il nostro piccolo primo trancio è pronto. Un cefaletto tagliato verticalmente in due ci regala questo piccolo salsicciotto, tutto ben proporzionato. La codina a me fa impazzire lasciarla perché rende ancora più naturale un innesco di per sé morto. Tanti tendono a verificare la galleggiabilità dell'esca, ma vedrete che dopo tante esche fatte durante l'estate, la quantità di polistirolo necessaria per i vostri inneschi ve la ricorderete a memoria praticamente. Riuscirete a fare degli inneschi con la quantità di polistirolo proporzionato al vostro innesco. Detto questo, perché la carne del cefalo è molto grassa e rilascia un alone appena cade in acqua. Io voglio che quell'alone lì venga rilasciato e non venga perso magari in prove, in secchio o nella battigia. Allora, sta per andare via il sole, quindi si cambia. Tolgo la teleferica, metto su un mini trave della Colmic già creato. Non stiamo a fare cose particolari. Questi pesci, se presenti, non hanno molta attenzione. Mini trave basso della Colmic, piombo a palla 150. Sono su un fondale completamente di sabbia, quindi dovrebbe fare resistenza nell'immediato. Terminale a seconda della profondità dello spot, mi raccomando, non aggagliamolo troppo perché le brutte sorprese di gabbiani sono sempre dietro l'angolo. Trovo un'esca un po' più grande, ho girato un cefaletto intero sempre con la codina di fuori. Questa canna, la mia Andromeda, la farò partire sulla lunghissima distanza, mentre la seconda la lascerò per una distanza media e cerchiamo un po' di capire dove sono e se sono presenti questi predatori su che fascia. Quindi eccoci qua ormai sul cambio di luce, primi due tranci andati, sulla sinistra un po' più sulla lunga distanza,
una distanza intermedia sulla destra con la revolver e si va a cercare questo benedetto serra. Eccoci qua. Di recente ho sentito parlare di andare a cercare i serra in determinate situazioni, mare che monta, acqua sporca. Io ritengo che questo predatore sia intanto un attimino da capire le sue origini. È un predatore che arriva dalle acque calde, un predatore che qua in Liguria secondo me lo troviamo più facilmente ad agosto, luglio, nelle caldissime sere estive, anche con acqua completamente calma. Questo predatore, a mio dire, durante il giorno sta più vicino alle scogliere profonde per poi avvicinarsi alla ricerca di grufolatori, cefaletti, quello che trova, schiacciandoli praticamente a riva lungo le spiagge. È un predatore che va alla ricerca di cibo prevalentemente sì con l'olfatto, come fanno la maggior parte dei pesci, ma con la vista. Infatti, individuata la sua preda, si scaraventa direttamente contro di essa con una bordata incredibile. Per quello che vediamo, la prima tocca, generalmente la canna si piega, prende quello che trova e se ne va. Ed è anche questo il motivo per il quale l'amo va sempre sporgente, perché il primo impatto del pesce è fortissimo e prende quello che trova. Oggi, questa sera, c'è un po' un'acqua un po' particolare, un po' torbida, un cielo un po' coperto. Va bene, siamo in una situazione abbastanza riparata, una spiaggia non aperta, basso fondale sabbioso, ma non abbiate paura di cercarlo durante l'estate, in quelle sere dove il mare è completamente forza olio. Mentre camminavo per la spiaggia ho trovato questo. Probabilmente molti di voi, almeno una volta nella vita, ne avete visto uno o ne avete trovato uno dopo qualche mareggiata sulla spiaggia. Questo è una sacca di un uovo, probabilmente di gattuccio o di razza, comunque appartenente alla famiglia degli squali, che purtroppo è spiaggiato. Queste antennine, queste 4 antennine, servono per tenere l'uovo fermo su delle alghe marine o in scogliera, generalmente su delle alghe, e probabilmente la mareggiata ha fatto sì che si staccasse e l'ha portato a riva. Un gran peccato, perché qua dentro poteva esserci un piccolo di gattuccio, un piccolo di razza, io non, nello specifico non lo so, però è un gran peccato. Ore 9, il primo controllo dei tranci. Adesso ho tenuto i tranci che ho lanciato prima, continuerò a fare controlli di un'ora circa, ma al prossimo controllo cambierò i tranci anche se integri, in modo tale da tenere sotto delle esche che continuino a rilasciare i fluidi e i grassi. Appena lanciato una bordata senza senso, dove averlo preso e tirato e basta. Da poco passate le 9:30, luci accese e si fa attenzione alle canne. Il pesce serra predilige fondamentalmente avvicinarsi alla spiaggia. Di notte abbiamo già visto una visaglia, nulla di fatto, e nel mentre stavo aspettando mi sono portato un po' avanti col lavoro e ho preparato 2 filettoni, sempre di 2 cefaletti interi, vediamo bene la coda, pronti per i prossimi lanci. Quasi le 11, ricontrollo un attimino le canne, probabilmente gli ultimi 2 lanci perché domani si torna a lavoro. Decido di accorciare un attimino, anche perché non conosco perfettamente il fondale,
accorcio un attimino i terminali perché ho paura che siano troppo lunghi e lavorano troppo a galla, quindi ho accorciato un attimino i terminali. Canna di sinistra sempre su una distanza più lunga e questa qua di destra sulla distanza breve, corta distanza. Proviamo un attimino così, terminali leggermente più corti, a vedere se sgallano di meno e i nostri serrotti stanno girando leggermente più bassi. Incrociamo le dita e si riparte. Eccoci qua. Devo ammettere che questa battuta mi lascia molto l'amaro in bocca, molto, soprattutto perché la prima partenza ancora con un po' di luce faceva presagire una bella serata, ma niente, la pesca è così, io ve la racconto sempre nuda e cruda com'è. Mi spiace, io pubblico tutte le mie battute, quindi vi beccate il bello e il cattivo tempo con me. Detto questo, sicuramente ci riproverò, siamo ancora a inizio stagione, l'estate è appena iniziata, l'amaro in bocca stasera c'è e ci rimane, ma fa niente, si riparte tranquillamente. Vi lascio con una domanda: da voi sono già iniziati serra? Soprattutto lo chiedo ai pescatori liguri che come me faticano a vedere pesciotti. La Liguria è una terra difficile, bellissima, mi raccomando continuate a venire in Liguria in vacanza, ma vi lascio con questa domanda: da voi sono già iniziati i pesci serra? Io riproverò la prossima volta, riproverò un paio di volte quest'estate sicuramente. L'obiettivo numero 1 per il 2022 rimane sempre il Dentice e si va avanti, amici. Continuate a iscrivervi al canale e a seguire le avventure di Surfcasting GBT Liguria.